Ciao, in questo video voglio spiegarti come risolvere una volta per tutte il mal di testa da stress. Questo non è il solito video che potrai vedere su YouTube o in internet, perché la maggior parte dei terapisti, delle persone ti avranno detto di fare degli esercizi particolari fisici, di cambiare la dieta, o ti avranno dato troppe informazioni teoriche che non servono assolutamente a nulla, perché tu sei qui per risolvere il problema, e questo è il mio scopo di questo video: darti le informazioni, quelle giuste, quelle che ti servono per portarti ad una risoluzione efficace non solo oggi ma per il resto della tua vita. Se soffri di mal di testa, in particolare per lo stress, sei già al 50% della risoluzione. Perché ti dico questo? Perché la maggior parte delle persone non sa da dove arriva questo mal di testa. Se tu sai che nei periodi stressanti il mal di testa arriva e si intensifica, allora sai qual è la radice e sappiamo quindi che dobbiamo agire su quel fattore preponderante. Perché ti dico questo? Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore di Veneziano Therapy. Il mio lavoro è aiutare persone che soffrono di dolori cronici nociplastici, ovvero quelli creati dal sistema nervoso e non da problematiche strutturali, a ritornare a stare bene. Ho avuto decine di clienti con mal di testa da stress che sono ritornati a stare bene, guariti completamente. Io stesso ho sofferto di mal di testa da stress per diversi anni, fino a che ho trovato la soluzione, che è la soluzione che insegno ai miei clienti. Ho creato un percorso, un videocorso che si chiama Neurobalance, che ti insegna le pratiche che devi fare step by step su come risolvere una volta per tutte il mal di testa da stress o comunque i dolori nociplastici in generale, perché non c'è un esercizio particolare per il mal di testa o un esercizio particolare per la cervicalgia cronica. Gli esercizi sono sempre quelli mirati al sistema nervoso centrale, al cervello. Uno dei motivi per cui tu soffri di mal di testa da stress è appunto questa ipersensibilità del sistema nervoso. Questi fattori sociali e psicologici sono i fattori che vanno a influenzare tantissimo il dolore. Quindi non pensare che è la glutine che crea il dolore, non pensare che è veramente magari il modo in cui la tua postura è fatta, il modo in cui ti siedi, il modo in cui ti muovi. Quello potrebbe influire, come potrebbe influire ovviamente tantissimo il sonno, la qualità del sonno, o piuttosto che l'alcol. Ma queste sono cose che molti ti avranno detto. Ovviamente è molto difficile dormire bene se si è stressati. Il problema non è lo stress in sé, ma è la reazione allo stress. Quello che io insegno ai miei clienti è di attaccare il fattore psicologico e sociale come l'unico fattore del dolore. Anche se all'interno ci possono essere delle microinfiammazioni, delle contrazioni muscolari, sì, ma sono quelle semplicemente la causa del dolore. Cosa quindi fare per ritornare a stare bene? Inizialmente c'è un po' di educazione da fare, e l'educazione è quella di capire che il tuo sistema nervoso agisce per proteggerti. Quindi quando il sintomo arriva non ti nervosire, non pensare che è tutto causato dagli altri e che tutto insomma non si risolverà nel lungo termine, perché il tuo pensiero, per come reagisci al dolore, influenza lo stesso dolore. Quindi molte persone penseranno: me lo dovrò tenere per tutta la vita, ho già provato diverse tecniche, non ho risolto, me lo tengo. No, non ci devi convivere col dolore nociplastico o col mal di testa da stress. Puoi gestirlo e curarlo. Quindi questo è molto essenziale, cioè devi capire che sei in uno stato in cui il tuo sistema nervoso è molto molto attivo. Dobbiamo quindi dargli tutta la rassicurazione che possiamo, come avere un bambino dentro di te che sta piangendo. Tu non vai semplicemente a tappargli la bocca, tu quindi non vai a dargli dei farmaci per tappargli la bocca e basta. Tu vuoi che questo dolore in un certo senso sia espresso. Molte delle persone soffrono di dolori nociplastici a causa di fattori caratteriali, quindi sono persone, io stesso sono una di quelle, perché ho sofferto anch'io di dolori
noci plastici come quello cervicale e mal di testa, dove siamo persone che cerchiamo veramente di portarci sulle spalle tantissima responsabilità, ci mettiamo troppa pressione, questa pressione del fare le cose bene, di farle al massimo che possiamo, crea troppo stress. E una di queste prime cose è quindi essere coscienti, c'è questo problema, cosa dobbiamo fare? Il tapping EFT è una pratica che io insegno, che è una delle pratiche del percorso Neurobalance che si può fare o in affiancamento o direttamente attraverso il videocorso in autonomia. All'inizio, dopo averti spiegato che la tua mente comanda il corpo e che il corpo restituisce alla mente, al cervello, queste informazioni che la mente gli dà, abbiamo capito che con il tapping EFT, l'Emotional Freedom Technique, puoi fare un salto di qualità nella guarigione. Cosa è l'Emotional Freedom Technique? L'Emotional Freedom Technique è una tecnica emotiva dove andiamo a esprimere il problema, attraverso queste affermazioni, e facciamo anche delle stimolazioni in particolari punti del corpo che sono relative ai meridiani. I meridiani sono linee energetiche che sono state usate da migliaia di anni nella medicina cinese e che tutt'oggi sono usati nella agopuntura. Invece di usare l'ago usiamo quindi non la digitopressione, ma semplicemente questo picchiettamento che appunto si chiama tapping. Ora, senza darti troppe informazioni teoriche che non ti servono, ma magari sei qui perché veramente hai mal di testa, inizialmente dobbiamo, prima di fare la pratica, che la faremo assieme tra qualche minuto, capire il perché ti senti così stressato o stressata. Una delle prime cose potrebbe essere che sei stressato o stressata dal dolore stesso, ma questa è solo la superficie del problema. Il problema alla radice è che magari hai dell'ansia per qualcosa che sta succedendo, sei preoccupato per magari una situazione che non riesci a gestire, quindi c'è sempre dell'ansia, della preoccupazione, oppure semplicemente della rabbia che hai somatizzato e che non riesci ad esprimere. La testa è un particolare punto del nostro corpo dove molti pensieri, molto stress viene somatizzato in quella zona lì. La paura e l'ansia sono le cose più frequenti, quindi ecco che con questo tapping voglio farti esprimere questa ansia in modo che non ti faccia più stare male. Come la facciamo? Semplicemente seguimi, fai quello che faccio io, ripeti le affermazioni che ti dico e seguimi semplicemente, vedi cosa succede. Prima di fare il tapping guarda il livello di intensità, nota da 0 a 10, dove 0 è nessun dolore, 10 un dolore altissimo. Notalo, prendi nota su carta o ricordati il numero che può essere 6, 7, 8, 9, 10, vedi tu 4, e lo andremo a confrontare dopo questa pratica. Prima di tutto si fa l'initial statement del EFT, dove diremo per 3 volte una stessa frase, dove questa frase sarà quella di prendere coscienza del problema. Il problema in questo caso è il mal di testa, può essere di livello 6, per esempio. E quindi dirò semplicemente: tutto questo dolore al mal di testa, numero 6, lo accetto completamente e profondamente. Quindi nonostante tutto questo mal di testa numero 6, mi accetto completamente e profondamente. Nonostante questo mal di testa numero 6, mi accetto completamente e profondamente. Tutto questo dolore alla testa numero 6. Tutto questo dolore alla testa numero 6. Tutto questo dolore alla testa numero 6. Tutta questa ansia e dolore alla testa numero 6. Mi sento in ansia per questo dolore alla testa numero 6. Mi sento in ansia per questo dolore alla testa numero 6. Mi sento in ansia e in dolore numero 6 alla testa. Tutto questo mal di testa numero 6. Faremo un altro giro
Nonostante tutto mi accetto così come sono. Accetto questo dolore per così com'è. Adesso prendo un attimo per respirare e mettere in pausa questo dolore per qualche secondo. Tapping dopo tapping il mio dolore inizia a diminuire, perché ho preso coscienza di questo dolore e dell'emozione associata, perché sono al sicuro di esprimere questo dolore adesso, perché mi sento al sicuro adesso di esprimere questo dolore ed emozione, perché sì, mi sento in ansia, arrabbiato, frustrato, impaurito per una situazione o un evento che non riesco a gestire. E mi accetto per così come sono, per com'è la situazione. Uso questo momento per prendere fiato, per centrarmi dentro il mio corpo e per trovare un attimo di pace nella mia mente. Trovo un attimo di pace nella mia mente, tapping dopo tapping. Ad ogni tapping le mie cellule e i miei muscoli della testa si rilassano sempre di più. Ad ogni secondo che passa il mio cervello si sta rilassando sempre di più. Ad ogni tapping mi sento sempre meglio. Posso sentire questa tensione che si rilassa, che si affievolisce. E anche se mi sembra un po' strano questo tapping, sono aperto a trovare questo sollievo adesso. Sono aperto a lasciarmi andare per un momento adesso. Non c'è nulla che devo controllare adesso. Posso totalmente rilassarmi adesso. Adesso prendi un respiro profondo dal naso, rilassa dalla bocca, nota com'è il dolore rispetto a prima, dovrebbe essere abbassato. Se è così, rifai un altro giro di questo genere, semplicemente facendo un tapping, seguendo appunto le parole che ti ho detto o altre parole che possono venirti in mente. L'esercizio è di prendere coscienza del problema e a questo punto poi esprimere il problema e rilassare il sistema nervoso con particolari affermazioni. Questo è un esercizio abbastanza avanzato di tapping che ti ho voluto guidare, ma se vuoi fare una pratica di tapping di questo genere, guarda il Neurobalance, che ti aiuterà immensamente. Se invece vuoi essere seguito da me e dal mio team, io lavoro con uno psicologo, che siamo in due nel team, uno psicologo e fisioterapista, per seguirti settimana dopo settimana per 60 giorni e darti i risultati che meriti, perché il mal di testa da stress si può guarire assolutamente, l'emicrania si può guarire, la cefalea tensiva si può guarire, e non per forza con le tecniche che tutti probabilmente ti hanno detto di fare, che non hanno funzionato. Quindi questo è il mio invito, di provare queste tecniche per te, e se ti danno dei risultati, se vuoi essere seguito da noi, candidati, guardati il link in descrizione, oppure semplicemente vai e fai questa pratica in autonomia seguendo il videocorso che trovi sempre lì in descrizione, dove c'è qualche link che puoi cliccare. Ok? Per adesso è tutto. Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Veneziano Therapy. Se ti è piaciuto questo video, scrivimi nei commenti e iscriviti al canale per i prossimi video di terapeutici per il dolore nociplastico. A presto e alla prossima!